valli e boschi innevati, un ambiente incontaminato, il contatto vero con la natura, che anche d'inverno con parecchi gradi sotto lo zero offre a chi pratica lo sci di fondo un'esperienza rilassante. Ma quando i fondisti regalano all'Italia medaglie olimpiche, quando si sente intonare l'inno di Mameli, l'esperienza diventa, anche per chi non pratica questo sport, meravigliosa. Classe 1950, Maurilio De Zolt, il campione di San Pietro di Cadore, è entrato nel Guinness dei primati come il fondista più anziano a vincere le Olimpiadi. Ed è stato un mito per molti atleti, anche per lo sciatore di Santo Stefano di Cadore Giuseppe Poulier, medaglia d'argento nella 4x10 di Albertville nel 1992. De Zolt ha vestito i colori della nazionale quando aveva già 27 anni, uscendone a 44. Nel mondo del fondo, e non solo italiano, Maurilio è quel personaggio leggendario, capace di mobilitare la sua vallata, quella del Comelico, solo se si rimettesse gli sci. Quando alla fine degli anni 60 appare sulle piste di sci, nessuno scommetterebbe una lira su di lui. Fisicamente non era lo stereotipo dell'atleta. Piccoletto, saltellante, aggressivo. Si guadagna il nomignolo di Grillo. Mi ricordo che mi avevo messo in squadra P a 26-27 anni, quando gli altri ormai smettevano, che avevano già raggiunto la fine della carriera, e mi avevo messo in questa squadra P e mi ricordo che già lì ho cominciato a fare bei risultati. Ho cominciato a vincere il campionato italiano del 50 km, sono arrivato secondo sulla 15 e quinto sulla 30 e da lì è iniziata la mia carriera. La più esaltante medaglia di Maurilio è stata sicuramente quella d'oro della staffetta delle Olimpiadi 1994 a Lillehammer di fronte a decine di migliaia di spettatori, quando aveva quasi 44 anni. Ma anche il primo bronzo, quello di Seefeld. È stata una delle medaglie più belle, sicuramente quella che ha più valore, però per me una delle più importanti è anche stata la prima, perché quando ho iniziato anche gli altri dicevano cosa pensi di andare a vincere? Loro mi hanno detto che medaglia preferai vincere, ho detto logicamente quella più bella, però per raggiungere il mio scopo a me bastava riuscire a vincere una medaglia, sicché quella di bronzo che ho vinto a Seefeld sicuramente è stata una fra le più belle anche quella. Logicamente a vincere a 44 anni loro alle Olimpiadi, io speravo di vincere loro, mi è sfuggita 2 volte alle Olimpiadi individuali, però l'ho vinta in staffetta e con tutti i miei tifosi che c'erano dentro sicuramente è un sogno che si è realizzato. Lo spirito di Maurilio si misura anche nel rapporto con gli allenatori, come il finlandese Viljes Adeariu, che gli aveva proibito carne e alcolici. Con gli allenatori sono sempre andato d'accordo, ho sempre accettato le loro decisioni, però quando ero con la squadra, quando ero con loro, facevo gli allenamenti che voleva lui, però poi a parte facevo gli allenamenti che volevo io, sicché quando ero lì che non volevo mangiare carne ce la portavo dietro, la mangiavo in camera, il bicchiere di vino invece di berlo a tavola lo bevevo, andavo in camera, c'avevo la mia bottiglia di vino, il digestivo. Proprio a lui che si cucinava gli spaghetti in camera quando non erano compresi nel menù. Quando si andava su si veniva sempre giù a Nemici e allora ha detto ma perché non mi porto su nel portabastoncini 5 bottiglie di vino, qualche chilo di spaghetti e un po' di pancetta, così quando rientravo dopo 50 km o 60 mi mettevo nello scaldino a scaldare l'acqua, andavo fuori, mangiavo il secondo, che i secondi erano abbastanza buoni anche ai paesi nordici, e poi rientravo subito, mi cucinavo gli spaghetti, un po' di pancetta, mezzo bicchiere di vino e via di nuovo a fare altri 50-60 km.
I tifosi per De Zolt sono sempre stati importantissimi, perché, come disse, è il mio pubblico che mi aiuta a continuare, a superare le difficoltà, a farmi dimenticare l'età che ho sulla carta d'identità. Devo dire grazie a loro se i risultati che ho ottenuto e che ho continuato ancora, perché magari smettevo anche prima, quando senti tutto questo pubblico che ti incita su quelle salite, la fatica la sentivi molto meno. Non è cambiato neppure dopo il pensionamento. Ha lasciato i vigili del fuoco dopo 30 anni di servizio effettivo e continua a fare sport ad elevato livello e a indossare anche qualche pettorale. La mattina presto o la sera, magari con la pila, mi faccio il mio allenamento col cane, porto a fare l'allenamento al cane e durante, specialmente d'inverno, faccio qualche gara d'alpinismo perché ho la neve qui a casa, parto con il sci alpinisto, la pista al fondo non ce l'ho e se non si allena, logicamente il fondo è una disciplina che se non sei allenato anche come gli altri sport non è che puoi vincere. Quello che più conta per Maurilio nello sport non è dove si arriva, ma come ci si arriva. I risultati se vengono è meglio, cercare sempre di gareggiare con mentalità sportiva e di arrivare il più avanti possibile. Lo sportivo deve competersi prima di tutto con se stesso, con il suo fisico, poi fare fronte con gli altri, ma appunto il risultato conta fino a un certo punto. Una vita, quella di Maurilio, percorsa in 100.000 chilometri d'oro. Me l'avevano fatto quando ho vinto la medaglia d'oro a Oberstdorf nell'87. Ci sono 100.000 chilometri, c'è l'insegnamento della tecnica, degli sci. Di quando ero piccolo, che ho iniziato a 4 anni a sciare, sulle foto anche del mio papà. Sono tutte le avventure che ho fatto, le gare che facevo anche in marcia montagna inizialmente. C'è scritto un po' di tutto che non mi ricordo più, ogni tanto lo sfoglio così mi ricordo di cosa avevo combinato da piccolo. Per gli appassionati di sport e natura, incontrare a Sappada e a Padola i campioni del fondo mentre si allenano non è difficile. Quando non sono impegnati in qualche gara che li tiene lontani dalla propria terra, si possono incontrare proprio qui, un luogo a cui sono legatissimi. Il paese dove sono cresciuti, dove hanno sudato e si sono impegnati fin da ragazzi, convertendo sacrifici e tenacia in successi, entrando così nella leggenda di questo sport.